E polemica sullo spot firmato da Klaus Davi per alcuni comuni della Locride. Prima udienza del processo Genesi, lo Stato pretende dal giudice Petrini 5 milioni di euro. Partono oggi in Calabria i saldi, i commercianti ci puntano per recuperare il tempo perso. Gli operatori del settore scettici, le strutture turistiche intenzionate ad utilizzare il bonus vacanze. Ricorrevano anche alle amputazioni pur di provare il danno per farsi pagare dalle assicurazioni 2 persone finite ai domiciliari. Ennesimo incendio nei pressi del santuario della Madonna del Castello a Castrovillari, ore di lavoro per domarlo. Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli e polemica sullo spot firmato da Klaus Davi per alcuni comuni della Locride. Il mass mediologo si difende: non abbiamo offeso nessuno, mentre il presidente del Veneto, Luca Zaia, parla di un brutto segnale. Gli operatori della costa dei Gelsomini prendono le distanze dal video e la presidente Santelli dice: non abbiamo necessità di attaccare altri luoghi del nostro paese. Eccolo lo spot della discordia, una pubblicità comparativa in cui si evidenzia la Calabria non solo per le sue bellezze, ma anche perché c'è la cultura del rispetto del suolo e del distanziamento sociale, uno spot in favore dei comuni della Locride che è diventato un caso nazionale. Klaus Davi, il massomadiologo che lo ha ideato, si difende. Abbiamo solo detto che il distanziamento della Calabria, a differenza di altri posti, è l'ideale per praticare il distanziamento sociale. Poi abbiamo descritto le bellezze della Calabria, ci sono tutte le immagini e ovviamente c'è una critica alla sanità settentrionale. Ma scusate, ma non è che non possiamo criticare la sanità, ma noi abbiamo preso le cose che sono uscite su Report. Non ci sono offese, tant'è che il video campeggia dappertutto. Se fosse offensivo non sarebbe su tutti i siti, perché ci sarebbero gli estremi legali e non ci sono. Un brutto segnale, lo definisce il presidente del Veneto, Luca Zaia. Penso che è un video che è poco unitario, è un video che pone una questione che ho già posto, che è quella del sud contro il nord, perché ormai è serpeggiante e la si respira. Non voglio generalizzare, ma è un brutto segnale, un bruttissimo segnale. È un video che comunque discredita dei territori, cioè i nostri, offende i nostri territori, è un video che offende i nostri operatori, è un video che offende i veneti. Intanto gli operatori della Riviera dei Gelsomini prendono le distanze dallo spot. Siamo un popolo ospitale e solidale, affermano, giudicando discutibile il video, definendo Davi uno straniero in una terra che si è fidata poco di se stessa fino ad oggi. Sulla vicenda infine è intervenuta anche la presidente della regione Iole Santelli, che dice: la Calabria ha tanto da offrire ai turisti e non ha alcuna necessità di attaccare altri luoghi del nostro paese o di puntare su una alquanto discutibile pubblicità comparativa. Intanto arriva dal Veneto la risposta proprio al video di Klaus Davi. Abbiamo risposto con la stessa moneta, raccontando con le immagini che quelle contenute nel video diffuso proprio nelle scorse ore non sono solo delle fake news. Natura, benessere, distanziamento sociale, salute e sanità, a differenza di quello che si racconta nel filmato, sono nostri cavalli di battaglia. Da noi si sta bene, dicono nel Veneto, esattamente come si sta bene in Calabria. Cambiamo argomento. Il Ministero della Giustizia chiede 5 milioni di euro di danni al giudice Petrini. Il Dicastero è parte civile proprio nel processo contro l'ex magistrato accusato di corruzione in atti giudiziari.
È durata pochi minuti la prima udienza con rito abbreviato del processo scaturito dall'inchiesta Genesi. Era assente per motivi di salute Marco Petrini, ex giudice della Corte d'Appello di Catanzaro ed ex presidente della Commissione Tributale Provinciale, accusato di corruzione aggravata. Il Ministero della Giustizia si è costituito parte civile chiedendo 5 milioni di risarcimento danni. Insieme a Petrini sono imputati nel processo istruito dalla DDA di Salerno e in corso nella città campana anche l'avvocato Francesco Saracco ed Emilio Santoro, detto Mario, quest'ultimo considerato il trade union tra il magistrato e i suoi corruttori. Sono accusati di 5 ipotesi di corruzione in atti giudiziari. A vario titolo avrebbero elargito e accettato soldi e regali per aggiustare alcuni processi pendenti davanti alla Corte d'Appello. Il GUP ha rinviato l'udienza al 24 settembre, giorno in cui verrà riunito il procedimento contro l'ormai ex giudice Petrini, che riguarda un'ipotesi di corruzione in cambio di favori sessuali. La difesa di Petrini, che ha sollevato eccezione sulla necessità di avere la discovery di alcuni verbali non prodotti nel procedimento in corso, ha annunciato anche che il giudice renderà dichiarazioni spontanee nel corso della prima udienza utile. Parliamo adesso di infrastrutture viarie, perché sono da sempre il tallone d'Achille in Calabria, autostrada e strade statali che sono una vera e propria corsa ad ostacoli per viaggiatori e turisti che vengono nella nostra regione. Queste immagini le ha inviate alla nostra redazione un automobilista in transito sulla 2 da Lamezia a Cosenza. Eccola l'autostrada del Mediterraneo, sempre colma di deviazioni, di lavori in corso e di intoppi di ogni tipo. Eppure più volte inaugurata e più volte indicata come un'autostrada moderna. Nei fatti sono oltre 20 anni che i calabresi in transito non riescono a percorrerla senza doversi sottoporre a lunghe code per gli immancabili lavori in corso. È davvero difficile immaginare come la Calabria possa guardare al futuro con fiducia se anche le poche infrastrutture di cui dispone non sono mai pronte per supportarne le aspettative e le ambizioni. Alla A2 vanno aggiunte altre strade che conducono nei luoghi di villeggiatura interessate, anche quest'ultime, da 1000 problemi. Il caso più emblematico è la statale 107 La Silana Crotonese. A giorni verrà chiuso al transito il ponte Cannavino, obbligando gli automobilisti a percorsi alternativi. Ma per raggiungere Camigliatello bisogna armarsi di buona pazienza, perché lungo il tragitto insistono impianti semaforici che producono file chilometriche, specie nei giorni di festa. Insomma, viaggiare in Calabria era ed è un grosso problema. E oggi è stato anche il primo giorno di saldi in Calabria, saldi proprio anticipati per decisione della nostra regione alla ricerca dell'affare fino al 1° settembre. Ma vediamo com'è andato proprio il primo giorno. Merce scontata fino al 70%. Partono da oggi in Calabria i saldi estivi. Già nelle scorse settimane la decisione di anticipare l'apertura dei saldi era stata annunciata dalla Regione proprio per sostenere quelle attività particolarmente colpite dal blocco totale durante i lunghi, difficili mesi di lockdown. Il settore del commercio è stato fortemente penalizzato dall'emergenza coronavirus, ingenti le perdite, e anche quando è arrivato il momento delle riaperture dei negozi non è stato semplice recuperare. Adesso con i saldi si spera in una boccata d'ossigeno, anche se nel primo giorno non c'è stato l'assalto ai negozi. Sarà per le temperature elevate, sarà perché molte famiglie hanno serie difficoltà economiche, ma in questa mattinata di shopping a prezzi scontati pochi ancora i clienti a caccia dell'affare. Qualcuno certo qualche acquisto lo ha fatto, ma i saldi a quanto pare sono partiti in sordina. Ma ancora c'è tempo, visto che in Calabria i saldi estivi termineranno il prossimo 1° settembre. Parte oggi anche il bonus vacanze, l'iniziativa del governo per incentivare il turismo in Italia, fino ad un massimo di 500 euro a disposizione delle famiglie italiane, una misura che divide: per alcuni è troppo difficile usufruirne, mentre per altri è una buona possibilità.
Dopo le babysitter e le biciclette si parte con il bonus vacanze, l'agevolazione destinata al pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed and breakfast, studiata dal governo per incentivare il turismo. Da oggi e fino al 31 dicembre si potrà chiedere il bonus eragato attraverso IO, l'app per servizi pubblici, cui si accede con SPID o carta d'identità digitale. Verrà generato un codice QR code da presentare alle strutture che aderiscono all'iniziativa. Ce ne sono pochissime praticamente di strutture in Calabria che sono più riferite alle catene di villaggi, quelle italiane. Faccio esempio per esempio la catena Blu Serena, ma ci sono al contempo di Blu Serena altre catene che invece si sono magari fatti due conti e non conviene. Ne possono beneficiare le famiglie con ISEE entro i 40.000 euro, che possono chiedere un bonus da 500 euro se il nucleo è di almeno 3 persone, 300 con 2 persone, 150 per i single. L'80% del bonus si traduce in uno sconto immediato, il resto arriva come detrazione con la dichiarazione dei redditi. Il bonus ha generato curiosità e scetticismo. Per Federturismo sarà una misura difficile da usare perché non è reso agevole l'utilizzo. Federalberghi lo ha definito un grosso punto interrogativo, ma c'è anche chi pensa che sia uno strumento valido perché consente un risparmio alle famiglie che gli operatori possono recuperare 30 giorni dopo. Per gestire al meglio il bonus, insomma, serve liquidità. Non è una cosa che è accettata poi da tutti, non è una cosa di facile soluzione, perché facciamo un'ipotesi, una famiglia che richiede un bonus vacanza, 2 adulti e 2 bambini, gli spetta 500 euro, 100 euro se le porta in detrazione a fine anno la famiglia stessa per le tasse che dovrà pagare, 400 euro saranno invece scontate dall'agenzia piuttosto che dalla struttura alberghiera rispetto al prezzo di listino della vacanza. Quindi il vantaggio c'è per il cliente, però bisogna presupporre che queste 400 euro che si portano a sconto in realtà si deve presupporre una liquidità da parte di chi lo accetta, perché sono 400 euro che verranno a essere detratte poi dalle tasse a fine anno come credito d'imposta. Quindi diciamo che è una cosa che può andare, ma fino a un certo punto, perché presuppone la liquidità di chi lo accetta. Momento difficile per le agenzie di viaggio, non tutti hanno aperto dopo il lockdown. La nostra operatività è sempre H24, nel senso che siamo sempre da remoto, rispondiamo a tutti quanti e diamo assistenza ai diversi clienti, però a livello di uffici di apertura al pubblico sicuramente siamo a regime ridotto. E a proposito proprio delle misure contro il coronavirus, come abbiamo visto il bonus vacanze, parliamo del bollettino regionale perché ancora oggi non si registra nessun nuovo caso di Covid nella nostra regione a fronte degli 832 tamponi eseguiti. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 93.892 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.181, 0 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 92.711. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 182 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 2 in isolamento domiciliare, 432 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 2 in reparto, 17 in isolamento domiciliare, 255 guariti e 19 deceduti. A Crotone 1 in isolamento domiciliare, 112 guariti e 6 deceduti. E a Vibo 1 in reparto, 1 in isolamento domiciliare, 77 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Nel conteggio sono compresi anche i 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo le comunicazioni dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 6.828. Parliamo adesso di cronaca perché sono state scoperte 2 piantagioni nel Reggino, 4 gli arresti, l'operazione è dei carabinieri, sono state individuate 1.600 piante di marijuana.
I carabinieri hanno scoperto nello spazio di poche ore 2 piantagioni di canapa in pieno centro a Rosarno, in contrada Ferraro di San Ferdinando. 4 persone sono state arrestate. L'operazione risale allo scorso fine settimana, ma la notizia è stata appresa e confermata nella mattinata di oggi. La prima era situata in un giardino nel pieno centro di Rosarno. 100 piante di marijuana alte 80 centimetri venivano regolarmente e manualmente irrigate dal gestore del terreno, Raffaele Cambria, 29 anni, di Rosarno, con precedenti specifici. La piantagione di contrada Ferraro è stata avvistata dall'alto dopo un controllo dall'elicottero avvenuto il 20 giugno. La segnalazione era giusta, evidentemente. Infatti i carabinieri del gruppo cacciatori, con i loro colleghi di San Ferdinando, hanno individuato un'area di 1 chilometro quadrato, 1500 piante di marijuana del tipo olandese nana, alte 1 metro, irrigate con le acque del fiume Mesima che scorre accanto alla piantagione scoperta. I carabinieri hanno arrestato Francesco Pronesti, 66 anni, con precedenti specifici, Francesco D'Agostino, 61 anni, anche lui con precedenti, e Giuseppe Salvatore Chindamo, 23 anni, incensurato. Per D'Agostino il GIP di Palmi ha disposto gli arresti domiciliari. I 3 arrestati sono di Rosarno. Ancora cronaca, rimaniamo nel Reggino perché inscenavano falsi incidenti per truffare le assicurazioni. 71 sono gli indagati, 2 arresti proprio nella città di Reggio Calabria. Sono stati sequestrati beni per 1 milione di euro. C'è anche la mutilazione fraudolenta della propria persona. Tra le accuse contestate alle persone coinvolte nell'operazione della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e della Polizia Metropolitana denominata Golden Insurance, che ha scoperto un'organizzazione dedita alle truffe assicurative. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, dunque, per intascare i soldi delle polizze arrivavano anche a questo, mutilarsi. 2 persone sono finite ai domiciliari, mentre ad una terza è stato notificato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le persone indagate complessivamente sono 71, accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a reati di falso materiale e ideologico commessi anche da pubblici ufficiali, accesso abusivo al sistema informatico telematico, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati, ricettazione e, come dicevamo, mutilazione fraudolenta della propria persona. Per ottenere rimborsi illeciti dalle compagnie assicurative, gli indagati simulavano incidenti stradali, sinistri pianificati nei minimi dettagli attraverso un collaudato sistema di falsificazione della documentazione sanitaria, delle pratiche assicurative, di fittizie aperture di appositi conti correnti postali e bancari di appoggio temporaneo delle somme provento delle truffe. La base logistica dell'associazione era una ditta operante nel settore dell'antinfortunistica, il cui titolare era a capo del sodalizio, un'organizzazione che per mettere in atto le truffe si è avvalsa della collaborazione di medici, impiegati di istituti di diagnostica e diversi soggetti gravitanti nell'area criminale reggina. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati beni per 1 milione di euro, tra cui un'auto di lusso, un'abitazione a Giardini Naxos a Messina, una villa a Campo Calabro e somme in contanti per 620.000 euro. Parliamo adesso del capitolo rifiuti perché l'assessore all'ambiente Sergio De Caprio comunicherà prossimamente il sito dove sorgerà l'ecodistretto in provincia di Cosenza. Verranno probabilmente decisi anche degli aiuti economici per il superamento dell'emergenza che in alcuni comuni calabresi ha assunto dimensioni drammatiche. Come si ricorderà anche nella giornata di ieri, l'europarlamentare Laura Ferrara ha annunciato di aver investito del problema proprio l'Unione Europea. Questa mattina invece la riunione dell'ATO, nel corso della quale l'ex presidente Marcello Manna ha definito l'ambito territoriale ottimale una scatola vuota. Adesso un incendio nei pressi del santuario della Madonna del Castello a Castrovillari, vediamo. Per fortuna anche questa volta si è riusciti a domare l'incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato attorno al colle della Madonna del Castello di Castrovillari. Sul posto prontamente sono intervenuti alcuni volontari, il cocco comunale rappresentato da Fabio Donato, che hanno portato il primo intervento grazie all'impianto antincendio di cui è dotato il santuario, mentre una squadra proveniente da Campotenese del Consorzio di Bonifica insieme agli operai di Calabria Verde sono intervenuti nella parte inferiore del colle,
con 2 DOS, un pick-up e un'autobotte, riuscendo così a circoscrivere e a spegnere l'incendio. Dall'alto un mezzo aereo regionale. In fumo sterpaglie e macchia mediterranea. Nel luglio 2016 un altro incendio aveva avvolto il colle, raggiungendo i muretti che costeggiano la strada che porta al santuario mariano, e nell'agosto dello scorso anno stessa storia. Sarebbero di natura dolosa gli incendi, ma su questo facciamo fare le indagini a chi di competenza. Sul posto il rettore del santuario Don Carmine De Bartolo e il sindaco di Castrovillari Mimmo Lopolito, accorso per sincerarsi dell'entità del rogo. Ora ci spostiamo a Rende, dove nel quartiere di Villaggio Europa è stato consegnato ufficialmente il primo bene comune che l'amministrazione MAN ha affidato alla consulta che lo autogestirà. Gestire un bene comune direttamente dal basso, affidando l'amministrazione ai cittadini, che si sentiranno così coinvolti in prima persona in qualcosa di realmente concreto e collettivo. Parte da Rende una sorta di start-up con un progetto pilota che consiste nell'affidamento da parte dell'ente amministrato dal sindaco Marcello Manna del campo di calcio di Villaggio Europa alla consulta che lo autogestirà. Orgogliosi di questo primo traguardo che significa anche gestione diretta dei cittadini, coinvolgimento, cittadinanza attiva, e il percorso che stiamo facendo da diverso tempo e che ha riguardato prima le scuole, i nostri licei con i corsi di cittadinanza attiva. Oggi si va molto oltre, perché si va alla consegna dei beni comuni. Questo è il primo bene comune che viene consegnato alla città di Rende e in particolare al Villaggio Europa. È significativo perché da qui si parte per un passaggio di consapevolezza importante per amministrare la cosa pubblica insieme con i cittadini, non quindi la delega, si va oltre la delega. È simbolico, è chiaro, è un piccolo passo ma diventa assolutamente importante per una città del sud. Un modo anche per riqualificare l'area e renderla aperta a tante attività in un quartiere densamente popolato, dove appunto si potranno svolgere le più disparate discipline, dal softball al calcio, passando per la pallavolo e i giochi da tavolo, fino a ritrovare le tradizioni antiche con i giochi popolari. 12 mesi, chiamiamoli di prova, in cui la consulta dei beni comuni avrà in gestione la struttura e si partirà dal gioco per progettare un percorso comune all'insegna della condivisione e dell'abbattimento di ogni barriera sociale, sessista e razziale. Questo passaggio diventa fondamentale perché il bene comune non è un bene che non mi appartiene, ma è il bene che appartiene a tutti noi, e quindi lo devo curare, lo devo tenere e possibilmente bypassando anche tutta quella burocrazia che invece prevede concessioni e quant'altro. Io mi auguro che diventi un modello amministrativo che venga poi seguito anche da altri comuni. Adesso vediamo l'andamento della borsa. I principali listini azionari del vecchio continente archiviano le contrattazioni in ordine sparso. Segnali positivi arrivano dai risultati preliminari emersi dagli studi su un potenziale vaccino sviluppato da Pfizer in partnership con la tedesca BioNTech, dimostratosi sicuro e in grado di determinare una forte risposta immunitaria nei pazienti. Sul fronte macro l'indice ISME manifatturiero americano di giugno è sui massimi da oltre un anno a 52,6 punti, mentre il PMI manifatturiero è risalito a 49,8 punti. In mattinata il comparto manifatturiero dell'Eurozona ha confermato i segnali di stabilizzazione nel mese di giugno, mentre in Germania la disoccupazione è salita ai massimi da quasi 5 anni, al 6,4%, ma le vendite al dettaglio a maggio sono balzate del 13,9%. Questa sera verranno diffuse le minute della Fed, mentre domani verrà pubblicato il Job Report americano di giugno, in anticipo di un giorno per la festività di venerdì. A Piazza Affari il FTSE termina in flessione dello 0,2%, lievemente negativo come il DAX di Francoforte a meno 0,4%, il CAC 40 di Parigi a meno 0,2% come l'Ibex 35 di Madrid e il FTSE 100 di Londra.
Oltreoceano scambiano contrastati il Dow Jones a meno 0,3, l'S&P 500 a più 0,2% e il Nasdaq a più 0,5%. Sul Forex l'euro-dollaro risale a 1,125 mentre il cambio tra biglietto verde e yen scivola a quota 107,4. Tra le materie prime avanzano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 2,1% a $42,1 e il WTI a più 1,7% a $39,9 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP-Bund si attesta a 166 punti base, con il rendimento del decennale italiano in area 1,27%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap spiccano Nexi a più 4,3 e Recordati a più 2,2%, mentre arretrano soprattutto CNH a meno 2,7 e Pirelli a meno 2,5%. Grazie e buon proseguimento di serata! Adesso vediamo le previsioni del tempo. Stiamo per giungere al picco dell'ondata di caldo di questo inizio di stagione estiva. L'anticiclone nordafricano dirigerà masse d'aria più calda per la giornata di giovedì in risposta ad una discesa di correnti più fresche di origine nord-atlantica sulla penisola iberica. Domani cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in ulteriore aumento con punte di 40 gradi sul settore più settentrionale della Valle del Crati e valori sopra i 35 gradi sulle restanti zone interne prossime alla pianura. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti deboli di direzione variabile con mari calmo lo Ionio, tra calmo e quasi calmo il Tirreno. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata, arrivederci.